Allora, si ride già a prescindere, siamo sempre tre sorelle, sono le 7:20, abbiamo sempre ormai Paolo, Gian, Paolo. no, Gian Pietro, detto Gian Paul, Vincenzo, vedete il distanziamento, praticamente fra un po' limonano, ma ormai il Covid, qua le tre sorelle è stato debellato anche perché, ecco là c'è anche Pillosio che ieri mi ha fatto una bella foto su una sua moto, che forse ha detto, boh, tanto vai su e poi in caso te la regali. Una moto da, quanto viene da quella moto lì? 15 dai. 15.000 euro, cosa sono 15.000 euro per Marco delle tre sorelle? No, io 75 metri. Allora la Marco, barca. facciamo veloce perché so che deve andare a imbottigliare, perché ci sono anche questi. di buon Di mattino. buon, va mattino, bene. di buon mattino, ha dormito poco, adesso vedrai con 4 camber farai come quelli 3, 2, 1 e ti adoro. E allora oggi facciamo la basettina, non so perché ne abbiamo fatte tante, io non mi ricordo, cioè me le ricordo, ma non mi ricordo se l'ho già fatta. Comunque la facciamo ed è Marco una di queste barzellettine che qualcuno la capisce e qualcuno no. Insomma, allora c'è Speriamo. fa Marco, diciamo, o Marco o Vincenzo va dal medico a Vincenzo, poi mi fa, dottore mi scusi però avrei un problema, mi dica, penso di avere la moglie sorda perché boh, ma la porti qua, no no guardi lei dal medico non vuole venire, sì, sì, come faccio a vedere, no guardi, non so, mi dica se ci può fare qualcosa, sì, ma se non la visito devo vedere le orecchie, ci sono degli strumenti da capire, no? No, guardi, io no. Lei sicuramente non vorrebbe venire, no, si vergogna. Ma come faccio? Non so, dottor, mi dia qualcosa, ma no, non si può dare niente, bisogna visitarla. Boh, allora facciamo così, signor Vincenzo, almeno per capire un po' quanto sorda è, per capire. Allora lei arriva a casa, entra in casa, no? E gli fa una domanda alla moglie, se non risponde si avvicina, la stessa voce. Quando lei risponde, in base alla distanza di come le risponde, capiamo almeno se è grave, se non è grave, però dopo bisogna portarla qua, perché boh, ma almeno proviamo così, gli dice Vincenzo, e va a casa. Era la moglie in cucina, lui entra, apre e fa, amore, cosa c'è per cena? Proprio nessuna risposta. Vincenzo fa un po' di passi, si avvicina, amore, cosa c'è per cena? Niente. Si avvicina ancora. Amore, cosa c'è per cena? Niente, sempre con la stessa. Amore, praticamente gli arriva in cucina dietro qua. Amore, cosa c'è per cena? Lei senza tirarsi, è 4 volte che ti dico pollo con le patate. Allora, la spieghiamo, Piloso, l'hai capita? Tu l'hai capita? Sì, Lui sì, neanche è andato su Google, Wikipedia a capire che il sordo era Vincenzo. Signori delle tre sorelle, quando stiamo bene si ride, quando stiamo male cercheremo di far ridere gli altri. Un saluto alle tre sorelle, ciao.